Ok, se senti dolore alla schiena, spero che mi senti bene perché c'è un po' di vento e questo è un messaggio molto importante per te. Molte persone, me compreso, che ho sofferto di dolori persistenti per molto tempo, ho cercato di non muovermi, ho cercato di riposare i muscoli, ho cercato di riposare la schiena per tanto tempo, cercando anche soluzioni, tra virgolette, miracolose, no? Fisioterapia, stretching, reiki, agopuntura. Fatto sta che se tu sei qua davanti a guardare questo video e hai dolore alla schiena, molto probabilmente stai cercando di proteggere la schiena del non far movimento, quindi ti stai anche forse evitando le bellezze della vita, cioè del andare a mangiare fuori con la tua compagna, il tuo compagno, di giocare con i tuoi figli, perché non hai energia per farlo, hai paura che il problema si aggrava. Ascoltami bene perché alla fine di questo video ti darò un semplice esercizio che puoi fare a casa subito oggi che ti potrà dare un'immensa mano, ok? Prima di tutto voglio solo dirti questo. Questo è lo stesso esercizio che ho dato a molti dei miei pazienti, molti dei miei clienti che hanno risolto un dolore cronico alla schiena. Quindi quello che dobbiamo capire all'inizio, prima di andare all'esercizio, è che il movimento ovviamente ti darà del risultato e non è il fatto di stare in questo movimento o in questo movimento il problema. Il problema è questo, che stai proteggendo la schiena e la tua schiena molto probabilmente non è da proteggere, è qualcosa che ti sta contraendo lì, è una contrazione muscolare data da una paura, data da paure, date da stress, e questo lo sai bene. Se questo ti risuona, l'esercizio è questo. L'esercizio è semplicemente uno squat. Quindi attraverso uno squat tu puoi risolvere una problematica di questo genere. Perché lo squat? Perché se fai uno squat al giorno, quindi fai uno squat al giorno per una settimana, sono 7 squat. Ogni giorno aumenti di uno squat. Ok? Quindi prima settimana fai 7 squat, quindi uno al giorno. Seconda settimana 2 squat. E non ti preoccupare del fatto che hai problemi, hai mal di schiena, perché il problema non è la schiena. Il fatto di ripeterti questo esercizio senza pensare ai muscoli, senza pensare a come ti stai mettendo, un semplice squat, respiri, inspiro, espiro. Questo ti devi ricordare, basta. Dopo di questo, guarda dopo 1 o 2 settimane quanta fiducia hai in te stesso. Questo semplice esercizio ti dà fiducia che il tuo corpo può farcela e quindi risolvi una situazione data anche di anni solo con un semplice squat. Provalo e fammi sapere nei commenti.